Maltrattamenti sui bimbi di un asilo nido. I carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Vicenza, hanno arrestato 2 delle 3 titolari gestrici di un asilo nido privato del territorio per l'ipotesi di reato di maltrattamenti a danno di fanciulli. L'indagine è partita da alcune segnalazioni. Nella mattinata di ieri un'operazione congiunta da parte dei carabinieri della stazione di Schio e del nucleo operativo radiomobile ha portato all'arresto di 2 donne proprietarie di un asilo nido privato nel territorio. L'attività trae origine da alcune segnalazioni che erano pervenute alla locale stazione circa delle condotte maltrattanti che venivano subite da alcuni infanti frequentanti questo asilo. I supplementi investigativi disposti dalla Procura Pubblica di Vicenza consentivano appunto di raccogliere ulteriori elementi investigativi che atti a certificare queste condotte maltrattanti nei confronti di questi bambini e pertanto si è proceduto ieri nella flagranza in coordinamento con la Procura della Repubblica all'arresto di queste 2 donne. I militari, in presenza di ulteriori episodi, sono intervenuti arrestando in flagranza differita le 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Dopo le formalità di rito, le arrestate sono state poste agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell'arresto delle 2 donne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. Intanto sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti.